Onorevole Emanuele Crispo, io vorrei parlare del referendum. Io vorrei da lei, per cortesia, un commento a caldo su quello che è successo, diciamo dalle elezioni, e anche più che altro del referendum sulla giustizia, che vorrebbe essere anche un cappello introduttivo per quanto riguarda questo convegno. Cosa ci può dire, visto che anche voi vi eravate battuti per 3 sì e 2 no? Esatto, no, ma al di là noi lealmente abbiamo sostenuto la battaglia degli alleati su questi referendum. Probabilmente sono temi talmente articolati e complessi che meriterebbero una riforma parlamentare, che forse anche per i cittadini affrontarli con un referendum, anche alla luce di una campagna in cui non è che si siano spesi proprio tutti a 360 gradi, a cominciare da alcuni mezzi di informazione, credo che insomma ne sia venuto sostanzialmente un disinteresse che però non equivale, disinteresse al voto referendario, che non equivale ovviamente a un disinteresse nell'interesse appunto della nazione, perché sappiamo benissimo quanto c'è bisogno di una riforma che efficienti la giustizia, tanto quella penale, tanto quella civile, soprattutto se vogliamo essere una nazione che attrae investimenti. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. A fronte di